Buongiorno e buona domenica amici di Sportiferi. Oggi la settima giornata del campionato giovanissimi Elite Under 15 ci presenta questa sfida tra Accademia Palermo Calcio e Team Calcio. Vediamo subito le due formazioni schierate a centrocampo con il direttore di gara che sta facendo vedere i due capitani, la famosissima monetina per capire chi partirà con il pallone e chi invece sceglierà il campo. Si tratta da una parte con la mai numero 11 Francesco Schiloreto, capitano del Team Calcio, per i padroni di casa invece il capitano è Samuele Scarcella. Ricordiamo infatti come sia stato la scelta quest'anno dell'Accademia Palermo Calcio di avere due capitani come Scarcella e Ganci. I due si sono sempre alternati dentro casa e fuori casa. Questa volta però la prima volta dentro casa per Samuele Scarcella, perché è sempre stato capitano fuori dalle mura amiche. Invece quest'oggi chiaramente due partite dentro casa per l'Accademia Palermo Calcio e di conseguenza fascia da capitano al braccio per il difensore. Nel frattempo le squadre si stanno dando il cenno prima di iniziare, anche l'Accademia Palermo Calcio con i panchinari che comunque sono sempre un fattore importante per mister Santa Lucia. Nel frattempo il classico circle time prima di cominciare. Vediamo cosa urleranno i ragazzi di mister Santa Lucia oggi, che sembrano molto carichi, sanno che questa può essere una partita molto importante dal punto di vista del risultato, perché si arriva da una vittoria decisamente importante contro lo Sporting Pallavicino, gara terminata infatti con il risultato di 6-0, due doppiette, quella di Adriano Pace e di Giuseppe Baglione, entrambi in campo oggi e che vorranno sicuramente continuare l'ottimo momento positivo. Ritornando sempre Giuseppe Baglione, per lui quest'anno sono già 6 gol in campionato in 6 partite giocate, insomma un andamento veramente molto molto importante per un giocatore che non è realmente un centravanti, è un giocatore che parte sempre dietro, alle spalle del centravanti, e quest'oggi è come sempre Gabriele Mazzola. Nel frattempo le due squadre si stanno per prestare ad andare nelle proprie parti del campo, con l'Accademia Palermo Calcio che sembrerebbe attaccare da destra verso sinistra del campo. Infatti è così, perché si sta sistemando su quella zona. C'è anche però un minuto di raccoglimento per i fatti terribili in Toscana, dove hanno perso la vita molte persone. Nel frattempo noi lo rispettiamo chiaramente, e quindi un minuto di silenzio. È terminato anche il minuto di silenzio. Adesso manca veramente pochissimo inizio della partita. Noi vi presentiamo come sempre il nostro tabellino. Guardiamo subito però le statistiche prima di cominciare la partita, perché c'è un dato molto interessante, ovvero quello che il team calcio ha realizzato solamente un gol nel corso di questo campionato in 6 partite. Dunque può essere una chiave di lettura piuttosto interessante per questo match, perché è una formazione che fatica tanto a trovare la via del gol, e invece dall'altra parte l'Accademia Palermo Calcio, che di gol ne ha realizzati diversi, infatti sono ben 13, risultando il quinto miglior attacco del campionato. Insomma, i dati che sono ottimali. Poi per quanto riguarda invece la difesa, sono 10 i gol subiti, risultando l'ottava migliore difesa, forse un po' da migliorare, ma chiaramente, come detto anche nella scorsa partita, il dato che influisce e che influenza, anzi, soprattutto l'aspetto difensivo è la sconfitta esterna contro il Trapani, di 5-0, dunque levando quei gol sarebbero 5 soltanto, dunque non una difesa da cambiare probabilmente, ma con ottimi profili come il capitano di oggi Scarcella, Saladino, che sta sempre al suo fianco, poi sulle fasce Felice e Riera, che ricordiamo lo scorso anno non giocavano in quei ruoli, ma giocavano Riera più avanti e Felice invece centrale. Nel frattempo subito la prima azione con il team calcio che vuole rispondere sul campo, con Scarcella che commette fallo, ha aperto un po' le braccia, sembrava
intervento regolare, ma così non è per Di Vittorio Rigare con l'intervento irregolare su Francesco Orlando. Sarà quindi calcio di punizione, lo stesso Orlando si è presto a battere con Felice che non dà al momento la distanza, ma adesso il direttore di gara lo intima di dreggiare con lui anche Pace, dunque saranno loro due uomini in barriera. Accademia di Palermo Calcio che ha subito sfruttato la prima occasione con un lancio lungo, fatto invece facile preda da parte degli avversari. Orlando cerca addirittura la porta, palla che termina sul secondo palo, sfila su tutti, non la prende saggiamente Inserillo, che batte adesso la rimessa dal fondo. Scarcella sul lato sinistro dalle parti di Felice, centralmente, e Coganci. Pace di prima a cercare Baglione che può cercare la sua tecnica, prova a lanciare per Maniaci, ma allora direttamente dalle parti di D'Aquila che blocca abilmente. Dopo 2 minuti abbiamo visto un team calcio piuttosto arrembante questo inizio. D'altra parte Accademia di Palermo Calcio che invece sembra quasi voler studiare maggiormente la formazione ospite. Sa che quella di oggi può essere una partita importante anche per iniziare veramente un filotto di vittorie che potrebbe servire per le sorti della classifica. Intanto Pace può partire sulla velocità, cerca Mazzola, tutto regolare, poi si va forse chiudere sull'esterno, poi rientra ancora Mazzola. L'ultimo tocco però è proprio del numero 9 con il mister Santolucia che infatti indica al suo giocatore di passarla forse un pizzico prima o comunque di puntare l'interno prima e non chiudersi troppo verso l'esterno, quello che invece ha fatto proprio Gabriele Mazzola, che nel corso dell'ultima partita ha trovato anche un gol dopo tante occasioni sbagliate, forse un pizzico di sfortuna, poi un colpo di testa che ha baciato la traversa e gol di testa Riera direttamente dalle parti di D'Aquila che qui la stava per combinare veramente grossissima, mettendo il pallone sopra la traversa, poi se la prende anche con il palo, probabilmente con se stesso, per un errore che poteva costare veramente carissimo. Qui Riera è andato a colpire di testa probabilmente per spazzare, nemmeno per servire un compagno, poi addirittura un tiro. Sarà intanto calcio d'angolo con il pallone che è stato ribattuto tra le gambe del team calcio. Comunque calcio d'angolo con Baglione che si è presto a battere, che batte sempre calcio d'angolo a rientrare in maniera molto precisa. Vediamo se effettivamente cercherà il secondo o magari una battuta verso il primo. Baglione cerca il secondo, c'è libero qui Tallarita che stava quasi per battere in porta, ma forse il sole probabilmente lo ha ostruito un pochettino nella sua coordinazione, o probabilmente non si aspettava questo pallone che potesse passare, perché il cross di Baglione sembrava facile preda dei compagni davanti a lui, ma in realtà poi sono stati tutti sovrastati. Tanto palla lunga, cercare Felice che lotta con i suoi avversari, poi ha cercato di uscire fuori Schimmici ma non c'è riuscito. Questo è uno scontro che vediamo probabilmente quasi per tutta la partita, con Schimmici che sta marcando al momento stretto l'alto numero 10 Baglione in questa gara tra numeri 10. Tempo calcio di messa laterale con Diaco, va con le mani, poi Baglione con la testa 2 volte, non riesce però a tenerla in campo, palla nettamente fuori. Ancora una volta rimessa con le mani, sempre Diaco che si appresta a battere, va a lungo, di testa Felice, poi l'anticipo da parte di Mazzola. Schimmici, scontro con Baglione, poi di testa ancora Scarcella, sembra quasi un ping pong. Tallarita l'abbiamo visto calciare nel riscaldamento molto molto bene, chissà che oggi non ci regali una delle sue prodezze. Intanto di testa lunga Ganci, adesso c'è Pace, si fa sovrastare dal pallone, Diaco di testa, poi Occhiuto allontana Felice, questi palloni tanto allontanati con Mazzola che prende anche una pallonata, poi Baglione di testa, cercare Pace, allunga Mazzola, però il gioco è fermo per un calcio di punizione dopo 5 minuti, occasione anche per l'Accademia di Palermo Calcio di potersi portare in avanti con un calcio piazzato. Nel corso della scorsa partita è arrivato un gol appunto per il Mazzola di testa in quel caso. Vediamo se effettivamente troverà un'altra incornata o magari forse qualche torre lì davanti. Rimangono dietro Riera e Felice, salgono poi tutti gli altri con il Baglione che si appresta a battere questo calcio di punizione. Poi Felice invece viene chiamato dal tecnico di salire, infatti sta salendo il 3. Va a Baglione, è uno schema, Felice di prima, questa è una grande idea da parte dell'Accademia di Palermo Calcio, gli applausi infatti da parte della panchina,
perché lo schema era effettivamente riuscito, forse però l'ultimo tocco sarebbe dovuto essere per un giocatore in maglia rossa, non è arrivato, ma lo schema comunque sembrava essere funzionato. Intanto Occhiuto si complica un po' la vita ma riesce a sfuggire, poi Schimmici viene fermato da Baglione, palla centrale, cerca di Mazzola, poi Pace potrebbe arrivarci ma D'Aquila mette tutti d'accordo allontanando la sfera, però forse un po' male perché la riconquista Baglione con l'esterno, si appoggia Mazzola, casca giù, calcio di punizione, e questa è più decisamente più vicina rispetto a quella che abbiamo vista in precedenza. Sarà quindi calcio piazzato ancora una volta a Baglione che ribatte praticamente tutti lui. Dall'altra parte, nell'altra porta, chiaramente ha preso traversa nello scorso match. Baglione cerca infatti la porta, questa volta acquista forse un po' troppo alla sua grande tecnica di tiro. Battuta lunga, cercare Orlando che la mette giù, poi viene tallonato dagli avversari. Adesso Scarcella, lancio lungo, cercare Mazzola, la controlla, poi forse un tocco irregolare ma non per diritto di gara, quindi si riparte con il team calcio che si faccia in avanti. Sfida Riera, otta più l'azione di Bocina, viene fermato proprio da Riera che fa una grande chiusura difensiva, ormai ha imparato quel ruolo, poi spazza Tallarita, controlla con il tacco, poi sguscia via, non riesce a passare. Mazzola a cercare la sventata in offensiva in avanti ma non trova nessuno, con direttamente il pallone tra le braccia di inserirlo. Sali Nico, sali, sali! Vado! Mazzola la controlla, spalla alla porta, poi si gira con il tacco, riesce molto bene, adesso si autolancia Mazzola, fa tutto solo, viene fermato l'intervento difensivo, poi Tallarita alza il pallone a cercare Maniaci che punta alla porta, più veloce, cerca il cross in mezzo, nessuna deviazione, palla in rimessa dal fondo, direttamente dalle braccia di D'Aquila che adesso probabilmente andrà a lungo, non vuole rischiare l'impostazione dal basso, la formazione ospita, e invece la rischia, così a volerci smentire, poi Baglione la tocca, Occhiuto, casca giù, calcio di punizione, fallo da parte di Felice che qui si è un po' aiutato un po' troppo con le braccia probabilmente. Intanto si riparte questo calcio di punizione con Diaco che lascia lì perché arriva il compagno vicino a lui. Vai Nico! Mazzola, pallone alto a cercare Bocina, Riera lo spinge un po' con il fisico, poi riesce a conquistare il pallone ma poi lo perde. Bocina ancora lo ubriaca, cerca il cross in mezzo, poi lontana, ottimo in anticipo Scarcella, di testa Manici cerca di mettere il pallone sui compagni, ecco Tallarita, può partire il numero 8, finta a centrocampo, salta tutti, poi perde forse un tempo di gioco e sbaglia anche il tocco. Mazzola riesce a rientrare molto bene, 2 volte Mazzola, adesso sta giocando molto bene il team calcio, cerca di trovare Orlando, poi chiude Scarcella in anticipo, palla alta con il vento che un po' fa anche da padrona, con Mazzola che infatti sbaglia il controllo. Tallarita alza il pallone alle spalle della difesa con Mazzola che stava tentando di arrivare, esce in anticipo D'Aquila, palla direttamente da Mazzola, non c'è nemmeno un momento libero in questa partita, un momento di pausa e le squadre si stanno battagliando. Poi Pace scontro con Occhiuto, fallo da parte proprio del numero 11, non è d'accordo mister Santa Lucia, non protesta invece Pace che Sì, non è la prima volta che arbitrano una partita. Vieni ad accorciare! Schiloreto cerca i compagni in avanti, con il petto la controlla Bocina, poi Mazzola viene fermato da Tallarita, poi si aggrappa, fallo piuttosto evidente, fallo tattico, non cattivo, calcio di punizione per l'Accademia Palermo Calcio, dunque riparte con Saladino che batterà questo calcio di punizione. Si allarga nel frattempo Riera, Scarcella invece si avvicina al compagno, lui va a lungo, Mazzola cerca il colpo di testa, viene anticipato da Schiloreto, poi esce molto bene in difesa Messina che cerca centralmente e trova soprattutto Mazzola, palla centrale, Orlando prova a girarsi, viene fronteggiato però da Saladino che poi 2 volte, addirittura 3, poi riesce con un rimpallo a passare, palla sull'esterno, Bocina cerca in mezzo ai compagni, Scarcella allontana invece
direttamente le parti del parcheggio. Saranno anche per passare una macchina, insomma, non il massimo, però fortunatamente non è stata presa. Si riparte con una rimessa laterale. Si riparte dunque con le mani, con Riera che probabilmente andrà a lungo, non vuole rischiare di giocare il pallone lì, anche perché il team calcio sta al momento trovando una buona pressione lì davanti, tanto il pallone viene restituito al campo, dunque magari si continuerà con quel pallone poi dopo. Gioca prima! Poi Mazzola sguscia via con l'esterno, si appoggia da Bocina che può crossare in mezzo, arriva il traversone con Orlando di testa, poi Inzerello blocca abilmente, ma il team calcio sta giocando una grande partita, vuole sicuramente migliorare il dato offensivo che presenta soltanto un gol in questo campionato e oggi è stata già vicino più volte, non a tiri direttamente verso la porta, però comunque delle azioni corali, con quest'ultimo che invece è arrivato con il colpo di testa di Orlando. È una squadra che vuole sicuramente rifarsi. Intanto Diego con la testa, scontro tra Schimmici e Baglione, poi sotto i nostri schermi Diaco, rimessa con le mani, poi di testa allontana Felice col tacco Pace, cercare proprio Mazzola che però questa volta è stato messo in controtempo, con Mazzola che invece l'aveva fermato. Oggi 3 Mazzola in campo, 2 per il team calcio, 1 invece per l'Accademia di Palermo Calcio. Poi Ganci, Tallarita prova a contrastare in Mazzola, poi la scivolata, sempre Mazzola da avere meglio, poi con l'esterno si appoggia, però chiudo con l'intervento perfetto da parte di Felice, poi Baglione rischia sulla pressione di Schimmici, direttamente da parte di Saladino, la tocca, poi Bocina, la palla rimane ancora lì, Schimmici, intorno di gol e Scarcella, questa volta invece allontana definitivamente il pallone e non sarà facile riprenderlo questa volta, perché ha veramente allontanato più che mai il centrale. C'è un momento di difficoltà per l'Accademia di Palermo Calcio, mister Sant'Lucia non è molto contento, infatti lo vediamo qui sotto i nostri schermi, per la prestazione in questi primi 13 minuti dei suoi ragazzi che non stanno brillando come invece era successo nell'ultimo incontro affrontando lo Sporting Pallavicino. Tallarita intanto prova a illuminare il campo, Baglione con l'esterno, sventagliata per Pace che può puntare la difesa, la controlla, poi Diaco, una pallonata probabilmente in bocca, ma si continua. Pace si appoggia, Baglione allo spazio col sinistro a cercare ancora Pace, poi c'è a passare Schimmici, la tocca poi Mazzola e adesso Diaco. Non c'è veramente un momento di sosta in questa partita, pallone in verticale per Orlando, chiude la strada invece Scarcella e direttamente dalle parti di Inserillo. Ecco Saladino, centralmente il vice capitano Ganci. Felice si appoggia a Baglione di prima dalle parti di Pace che la controlla, la posizione da parte di Felice, cross in mezzo per Mazzola di testa e il palo da parte di Gabriele Mazzola, sfortunatissimo come sempre, ma questa è una grande azione con la sovrapposizione da parte di Felice che è arrivato puntuale come un treno sulla fascia sinistra, ha trovato un traversone piuttosto interessante, Mazzola si era girato bene in torsione, ma la palla è terminata sul palo. Sarà intanto calcio di punizione, ancora una volta di Triana ferma il gioco con Mazzola che ha commesso fallo, questa volta Mazzola da parte del team calcio chiaramente. Sarà invece calcio di punizione con Tallarita che, come dicevamo anche nella nostra intro, abbiamo visto calciare molto bene nel riscaldamento. Era una posizione diversa in realtà perché calciava dalla destra, ma vediamo come calcerà, perché da lì uno come lui sicuramente vorrà cercare la porta, a meno che mister Sant'Lucia non imposta chiaramente uno schema, in quel caso può poco Tallarita, cerca invece la porta, Tallarita la prende troppo con l'interno collo. Tanto le indicazioni di mister Sant'Lucia con l'Accademia di Palermo Calcio che sta cercando di riprendersi dopo i primi 13 minuti di gioco non ottimale, gli ultimi due invece hanno visto la formazione di Casa tenere il pallino del gioco, chissà che non sia così anche per il resto della partita. Intanto Occhiuto centralmente, chiude Saladino, poi Mazzola fa ponte, riesce a passare ancora Mazzola, punta e cerca Pace che sarà un po' troppo, cerca il traversone in mezzo, ora chiude Schiloreto, il capitano che con la maglia numero 11 gioca anche in difesa, un po' insolito forse per il numero di maglia, ma
infatti un po' sorpresi, ce lo immaginavamo in attacco vedendo la distinta, ma così non è per il capitano che gioca invece in difesa. Intanto calcio d'angolo con Paglione, queste sono delle occasioni che devono essere sfruttate sia da una parte che dall'altra, possono fare la differenza. Paglione cerca il traversato sul secondo palo, palla molto alta, poi c'è con i pugni d'Aquila, Saladino la tocca soltanto per un istante, poi Tallarita si gira, vuole un dribbling, il contrasto, riesce ad avere ancora la meglio, poi lotta contro i tre avversari, poi sguscia via Orlando che la porta lontano. Ganci è ancora possesso per i padroni di casa, Ganci col mancino cerca l'imbucata centrale dalle parti di Mazzola, c'è l'anticipo però da parte di Schiloreto, poi Riera con il petto, ultimo tocco e di Bocina, dunque palla in rimessa laterale per l'Academy Palermo Calcio che si appresta a una nuova opzione offensiva. Riera, Tallarita con il tacco ed aggiusta, poi allontana Schiloreto. Ancora Riera con le mani, cerca di testare il colpo da parte di Maniaci, poi Occhiuto ha tutto lo spazio, il campo davanti, il numero 8 che contrastato da Baglione lo salta verso l'interno, poi cerca di lanciare col mancino, il Ganci invece chiude, intercetta il pallone, adesso lancia a lui, cercare Mazzola, c'è anche Pace, però Pace era sicuramente in posizione regolare, forse in offside sicuramente Mazzola, però è stata parte attiva di questa azione per il direttore di gara, questa è infatti la sua scelta. Minuto 18, il primo episodio di questa partita, un possibile fuorigioco, possibile perché bisogna sempre andare a utilizzare un po' il condizionale, perché bisogna vedere la posizione di Pace, perché da qui sembrava nettamente in posizione regolare, probabilmente era Mazzola in fuorigioco. Ganci rimanda il pallone in avanti, poi la chiude Schiloreto con il tacco, poi cerca la giocata da parte di Mazzola. Al momento sta tenendo bene la coppia di centrali del team calcio con Schiloreto e Crocitta, anzi Crocilla, chiedo scusa. Baglione contrasta con Schimmici, casca giù, calcio di punizione, poi Mazzola calcia con rabbia verso la porta, però il gioco era chiaramente fermo per un fischio precedente, dunque calcio di punizione e da qui uno tra Baglione e Tallarita probabilmente cercherà la porta, vediamo chi di due andrà, perché Baglione dopo che se l'è conquistata difficilmente lascerà il pallone, anche perché l'ultima volta ha calciato proprio il numero 8 e infatti Pace la restituisce subito al 10 che da quella distanza vorrà certamente la porta. Lui è stato molto sfortunato in realtà da inizio campionato con queste punizioni, calciando sempre molto bene, però trovando sempre ottime risposte dei portieri, ma anche i Legni che spesso e volentieri hanno negato il gol al 10, che è già colpito invece in 6 occasioni quest'anno, in 6 partite. Un ottimo inizio per il giocatore arrivato dal mercato estivo dal Ciaculli. Va Baglione con il calcio verso la porta, il palo, poi Pace l'aggancia, Pace e la sblocca l'Academy Ribolla sulla punizione di Baglione, la respinta di Pace, 1-0 il risultato. L'avevamo detto, effettivamente Baglione è un giocatore molto sfortunato su questi calci di punizione, perché calcia sempre molto bene, sempre molto preciso, ma spesso e volentieri i portieri o i pali addirittura, e infatti come in questa occasione a dirgli di no. Poi Pace ha un po' rischiato qui stoppando il pallone, perché ha fatto arrivare anche il difensore vicino a lui, ma poi è stato bravissimo a spedire il pallone in porta e quindi creare l'occasione per il gol dell'1-0, quindi cade la muraglia del team calcio che stava difendendo al momento molto molto bene e cade con il gol dell'1-0 firmato da Adriano Pace, che continua il suo trend positivo dopo la doppietta nell'ultimo match. Tallarita intanto la controlla con la suola, poi Riera in avanti, cerca direttamente Mazzola, testa Schiloreto, Mazzola 2 volte anche sulla pressione di Maniaci. Sarà calcio di punizione, una gamba troppo alta da parte del 7 probabilmente, dunque calcio di punizione per la formazione ospite, che quindi andrà in avanti una sventagliata offensiva.
Palla molto lunga al secondo palo, poi la tocca, la sponda interna e poi il Serillo con il ginocchio, poi la scivolata molto dura ma sul pallone, poi cross in mezzo, cerca il colpo di Salah, tentata rovesciata, così una sforbiciata da parte di Mazzola che poi va direttamente sull'uomo. Questo è un brutto fallo gratuito anche. Dunque cartellino giallo, aveva tentato lo stesso numero 6 di calciare verso la porta con una tentata girata al volo, non è andata a buon fine. Poi invece ha rincorso l'avversario, l'ha sgambettato, non un fallo cattivo, però sicuramente è tattico, dunque ripartire. Infatti è rimasto a terra Felice, probabilmente un colpo in precedenza. Mazzola di testa, poi lontana Schiloreto, palla alta, a cercare Occhiuto, c'è Felice che invece la porta direttamente fuori e poi batte a rimessa laterale, molto bene qui, cercare Mazzola che lascia passare il pallone, poi chiude Crocilla, poi Pace col sinistro, cerca il tocco verso il compagno, Diaco invece non è d'accordo, dunque intercetta la palla, quindi rimessa laterale ancora una volta per la formazione di casa che batte rapidamente, poi di testa Ganci, allontana Mazzola, Ganci, Schimmici lotta, poi Ganci allarga con il sinistro, Felice, Pace può attaccare la porta, Pace ha lo spazio per poter puntare, Pace va sul sinistro, ancora Pace, palla in mezzo e poi non arriva Baglione. Adesso Schimmici allontana ma con qualche difficoltà, il pallone va infatti direttamente tra i piedi di Mazzola che la controlla con la suola, va sul destro, poi cerca di rientrare sul mancino, non è d'accordo Schiloreto che infatti allontana la palla, Riera intanto rimette il pallone in mezzo, di testa il rinvio da parte della difesa con Mazzola, poi Schiloreto la porta direttamente lontano ma poi tocca anche la bandierina, gioco invece è stato fermato, sembrava quasi di no in realtà da qui. Si riparte dunque tra i piedi di D'Aquila che si appoggia su Crocilla, la controlla con l'addome, poi Felice la mette in rimessa laterale, non è contento mister Santaluce intanto, Diaco, poi Felice, ancora l'ultimo a toccare, dunque rimessa laterale, minuto 23 di gioco, siamo per entrare al 24esimo minuto della partita, risultato sempre di 1-0 per chi si fosse sintonizzato in questo istante della diretta. Poi lo scontro tra Mazzola e Pace viene vinto al momento dal 5 in maglia bianco-blu. Pallone alto, di testa Scarcella, adesso c'è Pace che la controlla con la spalla probabilmente. Occhiuto, cerca i compagni con Nebocina che lotta con Saladino, si aiuta anche forse un po' troppo con le braccia, non per il direttore di gara che invece fa continuare liberamente. Non scappare che la palla. Sarà invece calcio di punizione, dunque si riparte con un calcio piazzato direttamente dalle parti di Mazzola che viene però anticipato. Schiloreto dalla dita, la controlla in due tempi, adesso Ganci appoggia per Baglione con l'esterno, palla magica per Pace, può essere una grande palla con l'esterno da parte di Baglione, quasi a voler fregare i difensori avversari con questo giro, è venuto infatti al pallone, Pace aveva capito l'idea del compagno ma non è arrivato per qualche istante, buona pure la chiusura chiaramente alla difesa, poi in anticipo Mazzola, sta facendo una grande gara, poi Ganci però da dietro riesce a rubare il pallone in maniera regolare, Tallarita di prima, si appoggia, Maniace, adesso ancora Tallarita, c'è lo spazio con l'esterno per vedere Mazzola, imbucata, un po' troppo profonda, ancora una volta non contento mister Santalucia, che sta vedendo i suoi ragazzi forse sbagliare un po' troppo, perché guardando la classifica si nota effettivamente come l'Accademia Palermo Calcio oggi abbia veramente un match point fondamentale per poter risalire, si quota al 7° posto prima dell'inizio della 7ª giornata di campionato. I 3 punti oggi potrebbero veramente significare tanto. Tanto Felice con la testa, se la porta avanti, la controlla, si appoggia per Mazzola di prima, si aggiusta a cercare Pace, non è arrivato però il controllo da parte del numero 11, palla leggermente troppo indietro, Mazzola ha fatto il massimo forse da questa distanza, poi Felice lotta Mazzola, aiutandosi un po' con le braccia, tutto regolare.
Bocina viene chiuso dal raddoppio di Ganci e Saladino. Baglione. Pace. Con l'esterno Mazzola si incespica sul pallone, poi è anche fortunato a trovare l'ultimo tocco da parte di Diaco, dunque rimessa laterale in zona offensiva, minuto 26, mancano 9 minuti di gioco, poi sarà fine primo tempo. Questa partita con il risultato di 1-0, ricordiamo. Mazzola, lo spazio può calciare, Mazzola cerca la porta! E questa non era una brutta idea da parte di Mazzola, il pallone si è anche abbassato all'ultimo, ha cercato un super gol e quando il pallone rimbalza da lì per un giocatore che indossa la 9 è anche un po' difficile non calciare verso la porta. Orlando spalla la porta, non lo fa girare Saladino, partita perfetta per il numero 5. Ganci, Scarcella, Saladino, la chiude Mazzola di testa, Scarcella allontana, la controlla Riera, tutto lo spazio, adesso arriva anche Bocina, lui sceglie Maniaci che però lotta ma sbaglia. Aspetta prima di darla. Ciccio, Pallone in lungo a cercare Occhiuto, però non può arrivarci, palla molto profonda. Felice, Mazzola di prima, grande idea da parte per Pace, palla a cercare alle spalle Maniaci, con Messina che aveva chiuso la diagonale, ma soprattutto chiuso D'Aquila, che andrà probabilmente lungo, almeno così sembra dai movimenti del corpo, infatti a cercare Occhione, la controlla Felice, poi Orlando con l'esterno, allarga Schimmici, cercare Bocina con la testa, la controlla, poi Ganci con il petto, finta di darla in difesa, invece schiera il pallone dalle parti di Tallarita, però c'è il gioco fermo per un controllo con il braccio da parte del numero 8. Mazzola si appoggia, Orlando vede l'inserimento dei compagni, poi si appoggia sull'esterno, palla in avanti per cercare Occhione, viene chiuso sempre da Felice che sta giocando come sempre ormai una partita perfetta. Mazzola va incontro al pallone, cerca il tocco a cercare per liberare soprattutto Baglione, non riesce ad arrivare sul pallone, poi Crocilla si autolancia con un rimpallo, riesce anche a passare, ma Scarcella metti tutti d'accordo, Tallarita perde un pallone a centrocampo, poi commette fallo, un po' ingenuo. Minuto 28 di gioco in questo primo tempo. Minuto 29 di questa partita, 1-0 il risultato, decide al momento il gol di Pace sul calcio di punizione di Baglione che si è spento sul palo, palla lunga, cercare le torri in mezzo, Scarcella con il colpo di testa allontana, Baglione col sinistro questa volta non sceglie l'esterno, cercare Mazzola che la controlla in due tempi, Mazzola poi chiude Schiloreto, Baglione poi Schiloreto molto duro, ma sul pallone Baglione si lamenta ma tutto regolare, Schiloreto poi cerca il tocco verso i compagni, Riera allontana, torna in difesa, nel frattempo il capitano del team calcio Messina allunga la sfera, Bocina la tocca, poi Mazzola punta Tallarita, lo salta, poi cerca l'interno del campo, trova però l'ottimo anticipo da parte di un super Felice che probabilmente è uno dei migliori in campo di questa partita, insieme al match winner per il momento, chiaramente Pace. Felice la porta lontano, adesso il mancino, Pace, il velo a cercare Mazzola, poi direttamente quasi dalle nostre parti questo pallone spazzato dal difensore. Sarà quindi rimessa con le mani, con Felice che si appoggia sempre da Mazzola che questi palloni li controlla veramente tutti e poi commette anche fallo, non è d'accordo Mazzola, non è d'accordo nemmeno Mister Santalucia, effettivamente Mazzola aveva passato anche il pallone. Sarà quindi calcio di punizione con la battuta probabilmente lunga da parte di Crocilla, con Diaco che si è schierato centralmente, Crocilla sulla destra, ma penso sia soltanto per la battuta. Poi inserirlo direttamente con le braccia, blocca il pallone, poi si appoggia dalle parti di Saladino che rischia tanto qui con il dribbling, ma esce con tanta personalità, infatti Diaco ritorna sulla fascia destra a marcare Pace,
Baglione la controlla, poi Crocilla in anticipo, allontana la sfera più che mai, la controlla qui Saladino, giravolta e poi Riera, si allunga il pallone Riera, palla sulla fascia destra a cercare Maniaci che però non può arrivare su questo pallone, troppo profondo, troppa velocità viene chiesta in questo caso al numero 7 che lascia scorrere, di conseguenza pallone in rimessa dal fondo con D'Aquila che batte rapidamente dalle parti di Schiloreto che cerca subito la sventagliata offensiva, l'anticipo a parte di Riera che poi perde anche la posizione, commette anche fallo. Dunque, minuto 32 di gioco, calcio di punizione, partita piuttosto equilibrata nonostante il risultato reciti 1-0 per l'Accademia Palermo Calcio. Il team calcio non ha avuto in realtà delle occasioni per sporcare i guantoni di Inserillo, ma comunque si è creata sempre delle occasioni pericolose, senza calciare in porta, ma affacciandosi più volte dalle parti del portiere con qualche mischia anche all'interno della di rigore, con Inserillo che con i piedi in precedenza allontanato, poi un colpo di testa di Orlando, l'occasione più ghiotta, ma poi il gol è arrivato con Pace che ha ribadito in porta un facile tapin, intanto Maniaci con l'esterno va giù, poi il Baglione che forse avrebbe dovuto fare continuare il direttore di gara perché Baglione aveva trovato una traiettoria molto interessante per Pace, però bisognerebbe guardare la posizione di partenza da parte di Pace perché sembrava forse in una leggerissima posizione di fuorigioco, quindi non è d'accordo mister Santa Lucia, però bisognerebbe riguardare la posizione. Intanto palla lunga, cercare proprio Pace con D'Aquila che esce in anticipo e poi allunga la squadra, la controlla Tallarita, la controlla però per l'avversario. Poi Orlando si appoggia, Mazzola, il contrasto con Tallarita che questa volta è perfetto nella fase difensiva, poi cerca di saltare l'uomo, riesce, tocca dalle parti di Pace, poi l'anticipo da parte di Crocilla. Poi Occhione prova una giocata molto complicata con Scarcella che sbaglia il tocco, trova però una deviazione, dunque rimessa con le mani con Felice che si appresta a battere, si avvicina a Pace, si avvicina anche Baglione, poi sceglie invece Mazzola che come sempre la controlla, poi Diaco, sempre Mazzola lotta e guadagna anche il pallone però soltanto per qualche istante perché è facile preda di Messina col mancino, cerca un traversone in mezzo, di testa allontana Scarcella, adesso Schimmici che anticipa Baglione, poi Pace la controlla col mancino, cerca Mazzola che corre ma non arriva nonostante la scivolata, sicuramente tanto cuore per il centravanti numero 9 che ha preso un palo molto importante in una delle azioni prima del gol da parte di Pace, forse la più importante escludendo chiaramente la rete del vantaggio. È stata anche un po' la differenza tra queste due squadre perché l'Accademia Palermo Calcio comunque non ha attaccato tantissimo ma ha preso un palo e poi ha segnato, dall'altra parte invece il team calcio non ha calciato tanto verso la porta, soltanto una volta con Orlando con un colpo di testa che però è stato facile preda del portiere e niente più. Saladino intanto esce petto in fuori dalla difesa, poi il contrasto è scivolata regolare da parte di Bocina che recupera il pallone, Mazzola centrocampo, il dribbling con il tacco, Ganci lo aggancia ed è calcio di punizione, minuto 34, 30 secondi, mancano infatti soltanto 30 secondi alla fine del primo tempo, vediamo se ci sarà da recuperare qualcosa, non sembrerebbero esserci state delle interruzioni abbastanza durature, dunque forse un minuto per consentire magari tra il calcio di punizione e il gol realizzato, probabilmente credo non più di un minuto, vediamo poi la scelta da parte del direttore di gara. Nel frattempo calcio di punizione con Crocilla che va lungo in avanti, Inserillo direttamente alza le braccia e con questa azione termina anche il primo tempo, risultato di 1-0, dunque nessun minuto di recupero in questa sfida che termina con il primo tempo con il risultato di vantaggio per l'Accademia Palermo Calcio, decide al momento il gol di Pace. Noi vi lasciamo ma soltanto per qualche istante perché ci sarà una piccola clip di intervallo e poi sempre qui sui canali di Sportisi per il secondo tempo. A dopo. San Vito Lo Capo e Parma, all'andata degli ottavi di finale di Coppa Promozione Siciliana. È iniziata adesso Parmonval contro San Vito Lo Capo. Lì prova questa verticalizzazione Aprile, occhio a Rama che si inserisce, calcia a Rama, la prima conclusione della partita è della Parmonval con Rama.
Occhio al San Vito che adesso deve far uscire questa palla, Rosone si abbassa, colpisce di testa, può far ripartire in grande stile Bonaventura, centravanti, titolare del San Vito. Occhio a questa opportunità, Abdul davanti al portiere, non sbaglia, avanza nel risultato il San Vito Lo Capo, non sbaglia Abdul che sigla il suo terzo gol stagionale con la maglia del San Vito Lo Capo. Buon inserimento da parte del classe del 1996, ma buono tutta la ripartenza del San Vito, l'intervento da parte dell'otto del San Vito, continua a insistere la squadra giallo-blu. Abdul prova a dialogare con Miraglia, il cross in mezzo e clamoroso autogol da parte di Umberto Marino e quindi raddoppia il parziale del San Vito, inizio horror della Parmonval all'11° minuto di una doppia sfida. Sarebbe un suicidio. Occhio però a quest'altra ripartenza. Rosone, c'è spazio per calciare, ha le qualità per far male. Rosone va all'1 contro 1. Rosone a cercare il piazzato, se l'è divorato il San Vito qui. Il tris. Bene Rosone dietro per Bulades che poi cerca Bonaventura che è partito coi tempi giusti. Erroraccio da parte di Marino. E allora il tiro di Bonaventura. La palla è uscita. Tanto correggiamo, non è stato Marino a fare l'errore ma bensì Procida, ma è stato un tocco quasi letale per i suoi, quello di Procida. Bonaventura fa quello che vuole, poi torna indietro e il lancio illuminante per Rosone che attacca lo spazio, l'aggancio non è perfetto, ancora Rosone, può centrarsi, va invece sul fondo, torna indietro da Cardella, traversa clamorosa e poi Bonaventura ancora, non si libera del pallone la Parmonval, lo fa solo adesso, ma vicinissimo al tris ancora una volta il San Vito Lo Capo. Il classe 2003, intanto va al cross in mezzo, occhio perché ci sono Abdul e Bonaventura, con più convinzione il 9, che calcia e poi da 2 passi Rosone, si salva la Parmonval con un salvataggio importantissimo da parte di Tarantino per Rama, che apre da Caronia, pronto a muoversi Samanè, servito invece l'Abate, ancora l'Abate, allarga per Samanè, c'è in mezzo più di un compagno, servito però Rama, colpetto, Rama da grande giocatore, fa fuori un avversario e riapre la pratica, c'è da mettersi le mani in testa per il San Vito, per quanto sprecato, ma Rama, da reale protagonista di questa partita, ha riaperto i giochi e l'ha fatto da top giocatore, facendo fuori un avversario e con un solo tocco ha appoggiato il pallone in porta, bravissimo l'ex Aspra qui, ma per il direttore di gara non c'è più tempo, ha perso un po' di tempo qui il San Vito a battere questa rimessa, ma intanto è iniziata la ripresa. Italia contro il Casteldaccia, poi la cessione alla Parmonval ed è capocannoniere di questa squadra con 5 reti. Intanto si affaccia in avanti Cardella, zona tiro per lui, Cardella, servito Bonaventura, calcia sul primo palo, risponde Tarantino e poi blocca, continua a sprecare occasioni il San Vito. Ramaglio poi prova ad andare in verticale Bulades per Rosone che aveva fatto il 3-0 ma è stata alzata la bandierina per pareggiare la contesa. Pronto al solito Guastella, va col destro, la porta la becca ma con i pugni la mette in angolo Iacono, si salva il San Vito. Battuta ma sembra andare Bulades che fa una finta, alla fine il pallone è lasciato a Ramaglio e arriva il gol di Rosone che triplica il parziale 3-1 per il San Vito Lo Capo. Sesto gol con la maglia del San Vito di Rosone. Calare soprattutto l'attenzione. Ecco l'intercetto a parte di Di Giorgio e su questo contrasto finisce qui il match. San Vito Lo Capo batte Parmonval 3-1 e si aggiudica l'andata di questi ottavi. Mister Comito, allenatore del San Vito Lo Capo, mister, come giudica la prova dei suoi ragazzi e comunque hanno battuto 3-1 la Parmonval in questo primo atto degli ottavi di Coppa? Ma credo che la vittoria sia meritata per quanto visto sul campo. Abbiamo battuto una buona squadra, la classifica parla chiaro, sono secondi in classifica, ma credo che oggi abbiamo disputato un'ottima gara dove secondo me poteva anche finire con un risultato diverso, ma va bene così. Sappiamo che la qualificazione ce la giocheremo
sui 200 minuti, i ragazzi lo sapevano, quindi va bene così, sono soddisfatto. Da domani prepareremo il ritorno. Mister, ne abbiamo parlato anche con Bulades, il capitano. Secondo lei c'è un problema in termini di concretezza di questa squadra? Perché soprattutto nel primo tempo si poteva anche vincere 4-0, ci sono state tantissime occasioni, poi addirittura la Parma l'ha accorciato con Rama. Cosa ha detto ai suoi ragazzi negli spogliatoi per mantenere alta la concentrazione e dominare direttamente la ripresa, perché diciamo che non avete concesso nulla? No, guarda, non direi che c'è un problema di concretezza, perché dico, il primo tempo è finito 2-1, abbiamo concesso una palla gol, ma loro sono stati bravi, attenzione, dicono, a sfruttare un errore che abbiamo commesso. Certo, se avessimo concretizzato tutte le palle gol che abbiamo creato parleremmo d'altro, dico, ma io non posso rimproverare nulla ai ragazzi, perché dico, alla fine 3-1, dai, dico, contro una buona squadra. Sicuramente a fine primo tempo io ho detto che la partita non era ma già i ragazzi lo sapevano, perché io l'avevo detto che si giocherà sui 180 minuti, sulle 100 minuti, c'è una partita di ritorno, quindi i ragazzi lo sapevano. Negli spogliatoi ho detto di continuare così, perché va bene quando si crea, mi preoccuperei quando la squadra non fa azione da gol. Invece devo dire che l'avete visto, dico, abbiamo avuto diverse palle gol, anche per la bravura di Tarantino. Dico, non abbiamo, diciamo, vinto con un risultato un po' più ampio. Però noi vorremmo soffermarci un attimo sulla catena di sinistra, appunto quella composta da Bulades e Rosone, perché dimostra di avere una grandissima intesa, ovviamente senza nulla togliere a quella di destra, ma soprattutto Rosone come lo vede? Crede che sia un giocatore fuori categoria? Ma guarda, non mi piace parlare di 2 o 3 elementi della mia squadra, loro lo sanno, per me sono tutti uguali, lavoriamo in settimana per diventare una squadra importante. Sarebbe offensivo nei riguardi degli altri dire Rosone, Bulades, tutti hanno, anche chi entra dà il proprio apporto, il proprio contributo, quindi sono contento perché credimi, è una squadra dove, a parte che è giovanissima, lo vedi, il più grande è proprio appunto Rosone che ha 29 anni, poi hanno tutti 22-21 anni. È una squadra che mi dà la possibilità di poter scegliere, di poter fare delle scelte, sono bravi, in settimana mi mettono in difficoltà. Poi sì, la catena di sinistra oggi ha funzionato secondo me meglio della catena di destra, ma ti devo dire che la catena di destra di oggi era la prima volta che giocava, perché noi abbiamo giocato con l'Under in un'altra posizione del campo, ma è giusto così, dico, è giusto dare spazio a tutti, è giusto dare la possibilità di esprimere, anche perché ti ripeto, noi siamo un gruppo affiatato, chi entra, chi esce. Per me, che sono il loro mister, credimi che è la stessa cosa. Qual è l'obiettivo del San Vito? Ma l'obiettivo del San Vito intanto è divertire, credo che al momento ci stiamo riuscendo, perché come hai visto secondo me facciamo un buon calcio. Non parlerei solo, tu poco fa hai detto fase offensiva, io parlerei di gioco corale, di manovra, poi ti ripeto, sono sempre gli uomini in campo che fanno la differenza. L'obiettivo, guarda, se riusciamo a fare i playoff, che ben venga. La società non si è posto un obiettivo, in Coppa se andremo avanti bene, certo, poi se a dicembre dovessimo essere attaccati alle prime o essere ancora in Coppa, la società sa eventualmente quello che voglio. È una società dove non fa mancare nulla e sicuramente si faranno trovare pronti per eventuali Siamo tornati live intanto per commentare il secondo tempo di questa vincente sfida tra Academy Palermo Calcio e Team Calcio. Risultato di 1-0, decide il gol realizzato da Adriano Pace sugli sviluppi di un calcio di punizione calciato sempre meravigliosamente da parte di Giuseppe Baglione, una conclusione che si aspetta però sul palo, poi sulla respinta Pace è stato il più attento, il più veloce per arrivare poi dritto sul pallone
e da lì spedirlo in porta in un gioco da ragazzi complicatosi in realtà un po' la vita, perché ha stoppato anche questo pallone e lì il difensore stava anche recuperando, ma poi la distanza era veramente minima, ma non importa, e dunque il risultato di 1-0. Mostriamo subito anche il nostro tabellino, il cronometro, come diciamo sempre, invece inizierà ad arrivare soltanto nell'istante in cui il direttore di gara fischierà l'inizio di questo secondo tempo, ma anche infatti il direttore di gara ancora non lo vediamo, forse negli spogliatoi, ma le squadre sono già in campo, anzi no, il direttore di gara è presente in campo, era semplicemente un po' nascosto dalla formazione di casa che un po' la nascondeva, stava controllando le reti. Nel frattempo il capitano Schidoretto chiama tutti i suoi compagni forse per dire qualcosa. C'è qualcosa, non sappiamo cosa, però stanno sicuramente ritornando allo spogliatoio in realtà, con il telecamera che invece sta controllando l'altra rete, quella dove invece ora difenderà la formazione ospite, dove invece ha attaccato nel corso del primo tempo. Sembrerebbe nessun cambio, con Riera e Maniaci che sono a colloquio, probabilmente mettersi qualcosa su quella fascia. Maniaci che sta trovando tanta difficoltà, forse anche un po' il nuovo ruolo, perché il gioco scorso è invertito sulla fascia sinistra, trovando molto spesso la via del gol, rientrando sul piede forte. Invece adesso sta giocando sulle proprie piedi, quindi sul destro ha un po' più di difficoltà, perché non ha chiaramente la stessa libertà di conclusione con il sinistro come invece chiaramente possiede con il destro. Nel frattempo sono rientrati in campo anche gli ospiti, dunque un piccolo momento forse prima di cominciare questo secondo tempo. C'è probabilmente anche un cambio, perché vediamo subito con Domenico Nicolosi pronto a subentrare al posto di Diaco, dunque un cambio in difesa. Non ha giocato una brutta partita, anzi il contrario, il giovane numero 2, contrastando comunque in più occasioni pace, consentendogli anche di non stoppare il pallone con totale libertà. Un giocatore come Pace invece sappiamo quanto possa essere importante palla al piede. Nel frattempo siamo a centrocampo, dunque sta per iniziare finalmente anche il secondo tempo di questa sfida tra Academy Palermo Calcio e Team Calcio, con il primo possesso che sarà proprio del rientrato Nicolosi, che invece si schiera in avanti, dunque non in difesa, al posto di Diaco, ricordiamo, ma ovviamente è stata una difesa adesso a 3. Nel frattempo subito lancio in avanti da parte degli ospiti a cercare Occhione, che cerca, anzi no, Bocina, chiedo scusa, con la numero 7, viene contrastato immediatamente dalla difesa avversaria che allunga la sfera. Poi Scarcella la difende direttamente per l'uscita da parte di Inserillo, sempre molto puntuale, chiamando il pallone ai compagni. Minuto 35 di gioco, ricordiamo sono previsti altri 35 minuti, poi sarà triplice fischio da parte del direttore di gara. Intanto Baglioni cerca centralmente Mazzola, palla che viene allontanata da Schiloreto, poi Scarcella di testa, fa sentire i suoi centimetri, poi Tallarita lotta con il dribbling perfetto da parte di Mazzola, che qui fa una buona giocata e subisce anche fallo. Sembrava di no, però il direttore di gara era molto vicino, probabilmente ha visto un tocco che c'è stato. Dunque calcio di punizione per il Team Calcio, con Schiloreto che si appresta a battere e andrà probabilmente lungo. Schiloreto, battuta molto lunga con Inserillo che la blocca in due tempi. Non è facilissimo, che la sua presa anche ovviamente il sole a dare fastidio al portiere, ma riesce perfettamente a mettere tutti d'accordo. Poi con il colpo di testa Occhione felice, la mette giù, cerca il duetto con Baglione che non riesce. Adesso ecco Nicolosi, appena entrato, è fresco, può trovare quel pizzico di pepe che forse serviva alla formazione del Team Calcio. Poi lo agguanta, in questo caso Bocina, molto intelligente Pace, che vede l'arrivo del suo avversario e al minimo tocco va giù. Dunque calcio di punizione per l'Accademia Palermo Calcio, che
batte rapidamente, quindi con Felice che probabilmente andrà, anzi con Saladino, chiedo scusa, palla lunga, Tallarita con la testa, la allunga per un istante, poi Mazzola, Ganci cerca ancora una volta il tocco verso i compagni, però non riescono a derivare sul pallone, testo Tallarita, sguscia via, molto bene, Ganci si appoggia dietro saggiamente, Saladino riceve il pallone adesso, c'è Riera ma lui va direttamente alla scarcella, con il destro cerca l'imbucata verticale, sbaglia tutto, e qui forse un po' troppi errori da parte dell'Accademia di Palermo Calcio, che oggi non sta forse giocando la sua partita migliore, anche messa in confronto con il grande risultato di 6-0 contro lo Sporting Pallavicino, che chiaramente ha dato una grande mano per quanto riguarda i risultati della formazione di casa, che oggi però sta sempre sul risultato di 1-0 con il gol di pace, però non sembra forse la stessa squadra che abbiamo visto invece la settimana scorsa, sempre in questo campo. Forse anche dal punto di vista psicologico, giocare partite dentro casa non è facile, forse anche si è abituati a giocare una dentro casa, una fuori casa, è un po' cambiato qualcosa, infatti il risultato è di 1-0. Messina allontana, poi Ganci con il petto lotta, tenendo lontano Nicolosi, poi la mette giù Bocina, buona qui il suo controllo, poi cerca di liberare ed effettivamente trova Occhione che si autolancia sulla fascia destra, potrebbe cercare il traversone, poi viene chiuso da Pace che nonostante il suo ruolo sia quello di attaccante si fa vedere anche in fase difensiva facendo un buonissimo lavoro in fase di ripiegamento. Dunque pallone conquistato, perché l'ultimo tocco è stato anche del calciatore con la maglia numero 8 da parte di Occhione, di conseguenza quindi calcio di rimessa laterale, anzi chiedo scusa chiaramente, con il Mazzola, poi Baglione allunga dalle parti di Mazzola che la controlla, poi Maniaci non riesce a toccare il pallone, viene fermato da Messina che la tocca, poi Mazzola in dribbling con Schiloreto, appoggia verso Tallarita che cerca un traversone in mezzo che quasi diventa anche una conclusione, direttamente tra le braccia di D'Aquila che rischia un poco forse con la presa, si è anche messo il cappellino probabilmente per non farsi infastidire dal sole che inizia a essere anche prepotente, diciamo, a quest'ora. Siamo infatti arrivati alle 11 di questa mattina. Mazzola, palla lunga, cercare Orlando con la testa a Riera, poi prova a controllarla l'altro Mazzola. Poi va giù, qui tanta esperienza da parte del 6 perché si è visto abbastanza evidentemente, cioè, abbastanza evidente come il 6 effettivamente stesse cercando questa punizione, si è messo davanti con il corpo, baricentro basso, un grande lavoro da parte del 6 e infatti è arrivato anche il fallo. Dunque tanta intelligenza per il 6 che oggi sta sicuramente giocando una grande gara, è anche stato ammonito, ma è sicuramente uno dei migliori, se non forse il migliore per il team calcio al momento per quanto riguarda la prestazione. Intanto Schiloreto va lungo sul secondo palo, un po' troppo perché non può arrivarci veramente nessuno questa volta, si era staccato sul secondo Bocina ma era difficile. Nel frattempo dovrebbe essere un 3-5-2 forse, no, un 3-4-3 probabilmente, anzi no perché è sempre lo stesso modulo, dunque un 4-3-3 però con Occhione che è andato a giocare come terzino destro, dunque il cambio è stato quindi super offensivo con l'inserimento da parte di un uomo offensivo come Nicolosi al posto di Diaco, con Occhione che invece è passato da terzino a esterno destro, dunque questo è il cambio, è stato deciso. Ganci lotta, pallone poi a centrocampo viene conteso con Tallarita che prova a rubare la sfera, non riesce, Ganci con la punta non riesce a passare la sfera, adesso Mazzola allo spazio, potrebbe servire Orlando, lo fa adesso sulla profondità, corre il numero 9, poi Riera invece chiude la strada, taglia via e lo ferma. Saladino, Mazzola la controlla solo per un istante, però buono qui l'anticipo di Schiloreto che poi cerca il tocco dalle parti di Orlando, c'è stato però un intervento irregolare, però arriva anche il primo cambio perché sta per entrare con la maglia numero 17 Mattia Puleo, vediamo al posto di chi? Posto di Tallarita che non sembra però molto contento della scelta
Vediamo se Mazzola si schiererà come centrocampista centrale e invece Puleo come centravanti, o il contrario, perché Puleo può fare entrambi i ruoli, ricordiamo. Sembrerebbe giocare più indietro, ma c'è il calcio di punizione, dunque aiuta sicuramente durante il calcio piazzato a non saltare. Sarà quindi calcio di punizione con la battuta lunga da parte di Crocilla, che vorrà sicuramente trovare i compagni in mezzo. Fa così, infatti va lungo, cerca la sponda di Orlando e poi la conclusione da parte di Bocina, che viene murata dalla difesa. Qui si salva l'H di Palermo Calcio, un po' fortunata perché Orlando con il tacco aveva trovato una sponda veramente molto intelligente. Intanto Mazzola salta a tutti, grande qui la sua giocata, poi si appoggia dalle parti di Baglione che può puntare la porta avversaria. Baglione prende forse qualche tempo, poi vede sulla fascia destra Maniaci che può puntare la difesa, vede l'inserimento da parte di Baglione che riceve, può crossare, fa adesso il mezzo, Mazzola! Ed eccolo il gol del numero 9, azione perfetta per l'H di Palermo Calcio, 2-0 il risultato. Colpisce Mazzola con questa scivolata col mancino, ma grandissima qui l'azione, partita proprio dai piedi del numero 9, che ha trovato un dribbling, un doppio dribbling, anzi insistito e ben fatto, allargando poi, anzi centralmente, prima per Baglione che poi ha allargato il gioco dalle parti di Maniaci. Poi palla in profondità, sempre per il numero 10 che ha pescato in mezzo il compagno, che è scivolato, non ha sbagliato, e dunque risultato di 2-0 per l'H di Palermo Calcio. E adesso si mette proprio in salita per la formazione ospite, che non sta giocando una brutta partita assolutamente, questo va decisamente detto, ma il risultato non li sta premiando fino in questo momento, perché nonostante la gara sia comunque favorevole dal punto di vista del gioco espresso, sta venendo fuori la potenza offensiva dei uomini di Mister Santa Lucia, con Baglione e Mazzola che stanno evidenziando una grande prestazione. Il tacco tentato da Maniaci molto complicato, palla che infatti termina in out, minuto 44, dunque sono passati 9 di gioco in questo secondo tempo. Ricordiamo sono previsti 2 tempi da 35 minuti, dunque un totale di 70. Nel frattempo Maniaci si vede un po' con una trattenuta in realtà, infatti Mazzola sta dicendo proprio questo al direttore di gara, mi ha trattenuto la maglietta, non è d'accordo però. Poi cerca di controllare la sfera Orlando, non riesce, poi in difficoltà. Con le mani Riera, si è mettendo al 45esimo, di testa Maniaci, poi Mazzola la controlla come sempre, spalla alla porta, Puleo si addormenta un po' nel controllo, poi lo scontro, Bocina cerca il tocco con l'esterno, allontana Saladino. Adesso sempre Puleo qui a fare valere invece il fisico, perché ha recuperato un buon pallone, poi Maniaci cerca la giocata tecnica invece su Messina, è più veloce, riesce anche a passare, poi Messina fa una buonissima chiusura, lo trattiene ancora una volta, tutto regolare, poi Mazzola fa una grande giocata perché qui si mette tra il pallone e l'avversario, si mette infatti in mezzo e qui prende anche un calcio di punizione, perché deve essere lì da quelle distanze, poteva soltanto fermarlo in maniera irregolare per non farlo andare verso la porta. Sarà quindi calcio di punizione con Felice che batterà adesso un'importante punizione. Vediamo se calcerà. Felice solitamente non è abituato a delle conclusioni da fuori, probabilmente un cross, però vediamo se effettivamente ci andrà a smentire. Va Felice, cerca la porta Felice, non è direttamente dalle braccia del portiere, forse era più un cross in realtà per una deviazione. Saladino in anticipo. Poi lotta ganci. Minuto 47 di gioco, un secondo tempo che è iniziato con il raddoppio della formazione di Mister Santa Lucia.
prepara però altri cambi, il tecnico probabilmente non vuole lasciare nulla di intentato. Poi Baglione cambia gioco, non riesce però. Poi Puleo, ganci adesso, allarga il gioco, grande qui la palla a cercare Pace, che adesso è un po' in ombra in realtà in questo secondo tempo, complice anche forse la prestazione migliore in questo caso nella seconda frazione da parte di Maniaci, che sta portando il gioco maggiormente dalle sue parti. Poi l'esterno di Mazzola a cercare Nicolosi, che taglia molto bene, palla allargata. Poi Orlando, l'ultimo tocco dovrebbe essere di Orlando, infatti il calcio d'angolo sembrava potesse essere in realtà di Riera, ma non è così per il direttore di gara, che invece indica la rimessa dal fondo per Inserillo, che batte rapidamente dalle parti di Saladino, che va lungo. Mazzola controlla sempre il pallone, adesso Puleo, sempre Mazzola con il tacco, prova a girarsi 2 volte, 3 volte Mazzola, poi la ruleta di Mazzola, che giocata per il numero 9, che adesso allarga il gioco dalle parti di Maniaci, che può puntare sulla fascia destra, cerca il traversone in mezzo, cross direttamente però tra le braccia del portiere, poi si scontra con Mazzola, chiede forse anche qualcosa, ma chiaramente non c'è nulla. Oh, ma dove siamo su? Mazzola la controlla, viene tallonato da Ganci, ma il pallone centrale. Oh, siamo sotto tutte e tre! Matti, vieni! Guarda qua! Mazzola, poi lotta con Baglione, che oggi sta giocando molto più in fase difensiva piuttosto che in fase offensiva, nonostante abbia trovato però un assist e mezzo, perché in realtà sul primo gol il palo è stato preso proprio da lui, quindi non conta nel conteggio degli assist, ma conta sicuramente per chi sta vedendo la partita e chi vede chiaramente più da vicino le giocate del 10, che come sempre è uno dei migliori in campo. Oggi un po' più fase difensiva dicevamo, ma quando attacca fa comunque sempre tanta paura alla difesa avversaria. Nel frattempo stiamo per entrare quasi al minuto 50 di gioco, mancano 19 minuti, anzi 21, scusa, all'inizio della sfida. Sarà quindi calcio d'angolo con Baglione, che cerca i compagni in mezzo, poi Scarcella e allontana la difesa ospite con Mazzola, che fa partire in velocità Nicolosi, rallenta un poco, poi rientra con l'esterno molto bene, cerca dall'altra parte Mazzola, la controlla, poi facile preda di Scarcella, che vede Puleo, si addormenta qui su questa giocata, forse una giocata molto complicata. Poi Ganci, vede Pace, palla però viene indietro con un fuorigioco, dunque ci saranno quindi dei cambi nel frattempo per la formazione ospite, con l'ingresso da parte di Emanuele Benpong, maglia numero 14. Vediamo come entrerà in partita, ma non è l'unico. C'è Mazzola, che sicuramente è uno dei migliori di questa partita, una grande partita a centrocampo per lui, dentro anche Fabrizio Arena con la 15. Esce invece dal campo Orlando, dunque anche per lui una gara piuttosto interessante, ma sicuramente ci chiediamo molto il cambio di Mazzola, che per quanto riguarda gli ospiti è stato probabilmente il migliore, ha lottato su tutti i palloni, forse però la scelta è stata anche data dall'ammonizione presa nel primo tempo, che avrà portato poi il tecnico a chiamare il cambio, perché Mazzola stava comunque giocando una grande gara. Adesso invece la squadra dovrà fare a meno proprio di lui. Intanto Messina, vice capitano di questa squadra, esce molto bene con il sinistro. Nel frattempo vediamo come Benpong si sia schierato così come mezzala, molto vicino però in realtà alla punta, che è Nicolosi, che invece è entrato anche lui nel secondo tempo, ma proprio al minuto 35, anzi 35 e un secondo, per dare anche un po' il cambio da primo a secondo tempo, chiaramente. Nel frattempo sarà calcio d'angolo ancora per il team calcio, che cerca di attaccare, cerca di rispondere alle avanzate dell'Academy Palermo Calcio con queste occasioni da calci piazzati. Benpong è staccato sul secondo palo, però torna dietro perché va a marcare proprio
Maniaci. Nel frattempo palla in mezzo, allontanza Saladino, poi la volea da parte di Mazzola tentata, che però non termina in porta. Sarà quindi rimessa dal fondo con Inserillo che batterà questa rimessa direttamente alle parti del portiere. Vediamo se andrà basso, andrà quindi su una ripartenza corta con Scarcella e Saladino, o se invece magari andrà a lungo. Però c'è un cambio, perché prima di battere questa rimessa dal fondo, mister Santa Lucia mette in campo anche il numero 16 Benedetto Caravello al posto di Maniaci, che non vediamo, dovrebbe aver lasciato il campo, vediamo, no, perché è uscito Pace, quindi con Maniaci che invece va sulla fascia sinistra, e questa può essere una notizia importante, perché lo scorso anno Maniaci giocava proprio su quella fascia, e su quella fascia è stato uno dei migliori giocatori dello scorso campionato. Quest'anno un po' più di difficoltà, soprattutto in termini numerici, lui che invece è abituato a tanti gol e assist, però il ruolo è diverso, bisogna anche adattarsi, quindi anche un periodo di assestamento forse è giusto. Intanto Caravello va subito al contrasto, non riesce però a passare, poi il tocco di prima tentato da Arena viene però sbagliato. Un altro fattore della partita potrebbe essere sicuramente la panchina per gli ospiti, perché sono presenti soltanto 4 giocatori: Scarpitta, Bempong, Arena e Nicolosi, con infatti 3 cambi che sono proprio arrivati. Si sta riscaldando anche l'ultimo con la 13 Scarpitta, vediamo se farà il suo ingresso. Soltanto quindi 4 uomini, che potrebbe influenzare questa partita, perché comunque dalla panchina spesso si cerca qualcosa che possa anche cambiare le sorti del match. Più difficile quando si hanno 4 uomini, magari avendone forse 7-8, probabilmente si può cambiare qualcosa in più per dare maggiore ossigeno alla formazione, ma questa è stata la scelta da parte del tecnico del team calcio, che oggi comunque sta dimostrando un'ottima prestazione da parte dei suoi uomini, con una gara che al momento li vede però sotto di 2 reti. Intanto Riera la controlla e poi scivolata senza battere allo stile, dando quasi un calcio, allontanando il pallone il più possibile. Regala una rimessa laterale con le mani, viene battuta da Messina, poi la controlla Arena, pallone a campanile con Scarcella che quasi, ma infatti le parti del pubblico presente, che risponde rigettando il pallone in campo. Poi lotta Nicolosi, questa volta invece va ben più lungo Saladino, se non abbiamo visto male. Tanto il batticinque con Pace e Santa Lucia, infatti sbaglia il tocco, anche causa sole probabilmente, il neoentrato Arena. La rimessa con le mani con Riera, cerca i compagni ma non li trova. Bempong con sinistro sbaglia, poi Messina mette una pezza di testa Baglione, cerca di controllare ma non riesce. Poi Mazzola va incontro alla sfera come sempre, fa da collante tra centrocampo e l'attacco. Lui non è un attaccante che cerca la profondità, cerca maggiormente di accorciare, quasi come uno yo-yo possiamo dire, andando quindi incontro al centrocampo e aiutando la manovra. Qui Mazzola, il passaggio viene interrotto dal direttore di gara, chiaramente in maniera fortuita, però Mazzola non sembrerebbe essere dello stesso, si è anche un po' arrabbiato, ma chiaramente il direttore di gara non può materializzarsi. Gabriele, vieni interno al centrocampo, vieni dietro, ma nel frattempo cambio per Mise Santa Lucia, perché schiera adesso Mazzola a centrocampo, e quindi era un po' quello che stavamo dicendo nel momento dell'ingresso di Puleo, che spesso e volentieri parte come centrocampista poi si schiera in avanti, o viceversa. La scorsa partita è stato proprio così. Nel frattempo si riscaldano altri 2 uomini, Cascio e Baisi. Potrebbero essere i 2 nuovi ingressi in questo secondo tempo. Ormai siamo arrivati infatti al minuto 56, gara sempre sul 2-0, mancano 14 di gioco, poi sarà fine match, triplice fischio e squadre che lasceranno il campo. Nel frattempo rimessa laterale per calcio di punizione, è stato un intervento irregolare da parte della formazione di casa. Dunque si riparte con un calcio piazzato, andrà probabilmente lungo Schiloreto. Saladino, poi lotta con Schiloreto, che in questa sua insolita posizione offensiva. Adesso vediamo come si sono sistemati i ospiti, perché hanno fatto questi 3 cambi con Bempong, che come dicevo in precedenza
dovrebbe agire da mezzala, però in realtà è una posizione molto offensiva, quasi da seconda punta più che da mezzala, ma il risultato chiaramente lo permette. Intanto Puleo, il tacco elegantissimo dalle parti di Manici che può puntare la porta, riesce a saltare tutti. Manici sul destro si appoggia da Baglione, adesso Mazzola, Caravello, guarda la porta, Caravello viene respinto ancora da Crocilla e poi Mazzola direttamente sul portiere commette fallo. Azione importantissima per i padroni di casa che potevano trovare il tris con Caravello, che forse ha perso un tempo di gioco in realtà, perché con il destro ha cercato il primo palo, non il secondo. È stato bravissimo invece Crocilla ad anticiparlo, è rimasto però giù e dunque calcio di punizione per la formazione ospite, che adesso potrebbe perdere il giocatore. Sembra molto dolorante, entra infatti la panchina per dare manforte al proprio giocatore. Nel frattempo mister Santalucia a colloquio con Mazzola. Il mister infatti ha detto a Mazzola di stare calmo, probabilmente vuole trovare un altro gol, ma l'attaccante è sempre così, il numero 9 non è mai sazio dal punto di vista realizzativo. Baglioni invece non ha trovato il gol, ma come diciamo in precedenza ha fatto già un assist e mezzo, perché il primo gol è arrivato proprio su una sua conclusione che si è spenta però sul palo. Nel frattempo ghiaccio per sempre a terra Crocilla. Ci auguriamo chiaramente non sia nulla di grave per il giocatore. Nel frattempo momento per dissetarsi per tutti, anche per Ganci, uno di quelli che non si ferma mai, un motorino a centrocampo per l'Accademia Palermo Calcio, ma anche per lui un po' di stanchezza, credo possa essere perdonato. Nel frattempo si riscalda anche Cicuta, che si aggiunge a Cascio e Baisi. Poi si riscalda anche Priolo, se non abbiamo visto male. Nel frattempo gioco fermo, minuto 59, anche per il mister ospite a dare acqua ai suoi ragazzi. C'è tanto caldo, nonostante siamo il 5 di novembre, le temperature continuano ad essere veramente quasi estive. Adesso con un po' di vento sul primaverile, ma i gradi sicuramente ci smentiscono. Circa 26 gradi questa mattina al campo del Calcio Sicilia per la sfida tra Accademia Palermo Calcio e appunto Team Calcio. Nel frattempo rimessa con le mani che verrà battuta da Riera. Si riscalda nel frattempo Cicuta, magari prenderà proprio il posto del numero 2 come nella scorsa partita, il cambio. Tanto Puleo lotta, qui Ben Pong fa una grande chiusura, si appoggia, poi Arena sbaglia tutto. Puleo adesso mette tanto fisico in campo, palla al centro per Maneci che lo prova a controllare. Maneci, ottimo, spalla alla porta, si gira e calcia e poi la palla entra in porta ed è 3-0 per Manici che trova finalmente il gol, meritatissimo per la prestazione. Al minuto 60 dunque il tris per i padroni di casa, che adesso realizzano anche questo gol con Manici che aveva controllato molto bene una palla messa in mezzo da parte di Mattia Puleo, che è stato bravissimo a conquistare il pallone, prima vincendo il contrasto fisico e poi cercando il traversone in mezzo. L'ha controllata Manici che si è stazionato, si è messo lì col baricentro basso. Spostarlo è stato veramente complicato. Nel frattempo dentro per il Team Calcio Mirko Scarpitta che si proietta subito in avanti. Non abbiamo capito però è uscito a Crocilla, dunque il cambio è stato quindi per il giocatore infortunato, che noi gli auguriamo chiaramente una pronta guarigione. Tanto Baglioni la porta fuori dalle parti di Scarcella, il capitano di oggi. Continua la porta inviolata di Inserillo, sarebbe la seconda interna consecutiva. Poi Puleo con la punta a cercare Manici, guarda la porta, Manici ancora! E arriva anche il poker, ma non è d'accordo il direttore di gara che fischia una posizione di fuorigioco. Dunque niente gol per Manici che si stava trasformando in questo secondo tempo. Chissà che la posizione chiaramente non lo aiuti. Intanto cambio dentro Luigi Baisi, al suo posto esce proprio Manici che aveva trovato il poker. Adesso vediamo dove si schiererà il 18, che probabilmente andrà sulla fascia. Infatti Caravello va sul
sul lato di sinistra, sul lato di destra invece va proprio Baisi, centralmente Puleo, dunque è cambiato tutto l'attacco per l'Academy di Palermo Calcio, con Mazzola che invece è rimasto in campo ma ha cambiato posizione, giocando infatti più indietro a centrocampo. Felice si è attaccato poco in realtà dalle sue parti, si è scelto maggiormente il lato di destra in questo secondo tempo. Intanto palla a cercare Scarpitta che prova con questa verticalizzazione con il pallone che però non è mai arrivato. Nel frattempo nuovo cambio dentro Ciguta, vediamo al posto di chi, forse al posto di Riera che infatti sta guardando proprio il primo tecnico e infatti lascia il campo proprio Francesco Riera. Una buonissima gara per il laterale difensivo, maglia numero 2, dentro invece Flavio Ciguta, così una panca, poi applausi da parte del pubblico presente molto caldo come in ogni partita. Si riparte quindi con la rimessa dal fondo, Paisi la controlla, Mazzola, poi esce fuori Messina, si appoggia a Scarpitti, sbaglia tutto, poi Ganci prova a portarla lontano. Vedi infatti l'inserimento di Paisi che può portarsi sulla fascia destra, è fresco ed è veloce, può anche fare tutto solo, infatti Paisi la controlla in mezzo a due, casca giù, calcio di punizione, fallo da parte di Schiloretto che non è d'accordo con la scelta di direttore di gara, mancano 7 minuti, poi sarà fine partita. Risultato sempre di 3-0 per chi si fosse sintonizzato in questo istante sui canali di Sportisili. Risultato al momento vede sopra la formazione di casa che potrebbe salire a quota 12 punti e iniziare veramente a fare sul serio. E chiederemo effettivamente anche a fine partita nelle interviste post match a mister Santa Lucia se effettivamente sta cominciando a guardare la classifica. Vediamo come ci risponderà. Diciamo già una domanda in anticipo. Intanto calcio di posizione con i Ganci, viene respinto il pallone, poi la controlla è entrato Ciguta, appoggia Mazzola, la porta sul sinistro, poi scarica sul compagno Caravello, la porta anche lui un po' lontano, poi cerca l'apertura e la trova anche sul Baglione, le finte, classico sulla fascia sinistra, la dentro la rigore, casca giù e non c'è nulla, rimessa da Alfonso, ma potesse esserci un tocco. Non è d'accordo però il direttore di gara. Nel frattempo pronto un nuovo cambio dentro Gaspare Priolo, probabilmente entrerà al posto di Mazzola. Questo è un po' il cambio che forse ci immaginiamo, ma vediamo. Puleo la controlla, potrebbe servire il compagno, non lo fa, poi si allarga sulla fascia sinistra e scarica su Caravello che non è in posizione di fuorigioco, prova a rientrare. Ancora Caravello, si complica la vita, infatti viene fermato dal raddoppio, intanto sta per entrare Priolo, forse però potremmo anche immaginarci un cambio per Saladino o per Scarcella, con Ciguta che potrebbe agire da terzino destro, che è il ruolo che faceva anche lo scorso campionato, sta per entrare anche Flavio Cascio, qui invece i dubbi sembrerebbero essere pochi, perché l'indiziato numero 1 potrebbe essere veramente Mazzola, in un cambio che dal punto di vista tattico cambia veramente poco. Poi Baisi che è nettamente in posizione fuori gioco. Arriva anche un altro cambio perché Messina sta per entrare al posto di inserirlo, dunque mantiene la porta inviolata ancora una volta il portiere. Il guardaline diventa Pace. Nel tempo c'è spazio quindi per gli ultimi cambi, questi 5 di gioco rimanenti ormai. Poi anche un cospicuo recupero. Fuori Mazzola e Baglione, dunque sono questi i due cambi. Applausi per loro, con Baglione che si leva i parastinchi già prima di uscire. Al loro posto entrano Cascio e Priolo, dunque ormai forse anche gli schemi sono un po' saltati, perché Priolo è un giocatore che non ha mai giocato centralmente, almeno nelle ultime partite. Tanto applausi per Mazzola, quasi anche per Baglione che non ha trovato il gol, ma ha effettuato come sempre una partita di livello. Ci sarà proprio da recuperare qualcosa. E si schierano al centrocampo dunque Priolo e Cascio ai fianchi di Ganci, che va subito ad anticipare Bempong, la difende molto bene qui, poi rischia tanto sul tocco all'indietro, parte di Crocilla, anzi Mazzola, chiedo scusa, poi Baisi si porta verso la porta, Baisi potrebbe anche calciare dentro l'area di rigore, poi chiude Mazzola che dopo aver sbagliato il dribbling
contro l'avversario, riesce a rimediare mettendo il pallone in calcio d'angolo, dunque rimane in zona offensiva. Arrivati al 67esimo, mancano 3 minuti alla fine della partita, ma ricordiamoci sarà sicuramente un cospicuo recupero dato anche dall'infortunio del numero 4 Procilla, che si è fatto male nel corso del secondo tempo. Infatti è arrivato poi il cambio per Scarpitti, cross in mezzo a cercare lei, Torri in mezzo con il colpo di testa di Puleo, la traversa, nega il gol e poi la respinta del portiere. Nessuno va sulla seconda palla, infatti la chiama a gran voce mister Santa Lucia, che voleva probabilmente qualcuno su quel facile tap-in sotto porta, che però non è mai arrivato. Nel frattempo è pronto al cambio anche Messina e farà il suo ingresso per questi ultimi minuti. Intanto buona qui la giocata da parte di Cascio, che si autolancia. Cascio! Il palo e poi il gol! Ecco Cascio! Arriva il poker dell'Academy Palermo Calcio, segna anche Cascio. Ottimo l'ingresso da parte dell'uomo della panchina, che entra molto spesso al secondo tempo, ma come sempre riesce a incidere, a volte non con il gol, a volte nemmeno con l'assist, ma con prestazioni sempre molto alte, e in questo caso trova anche la gioia del gol. Intanto fuori inserirlo, dentro con la maglia numero 12 Messina, che fa il suo ingresso. Flavio! C'è stato anche un momento molto bello, perché nelle prepartita il padre di Cascio aveva detto al figlio: se entri segni. Effettivamente il gol è arrivato, e infatti io adesso l'ho anche chiamato chiedendo infatti una dedica. Questo momento bellissimo, chiaramente, perché ci fa veramente piacere raccontare quando un piccolo giocatore riesce a segnare. Il padre l'aveva anche predetto, effettivamente, forse più una speranza da parte sua. È stato anche premiato, sicuramente una bella domenica in casa Cascio. Nel frattempo rimessa laterale quindi per l'Academy Palermo Calcio, che si è presta a battere con Felice. Adesso non c'è veramente fretta per battere il minuto 69 di questa partita. Un minuto, un giro d'orologio, poi recupero e triplice fischio. Allontana nel frattempo la sfera con potenza in questo caso. Saladino a cercare Baisi, la controlla molto bene. Adesso c'è spazio per liberare Priolo, che cerca un tocco nuovamente verso il compagno, che non arriva però una deviazione, quindi rimessa laterale. Dunque con le braccia va Cicuta, messa regalata in questo caso. Mazzola allunga, poi Priolo, testa Saladino direttamente in rimessa laterale. Siamo arrivati invece al minuto 70 di questa partita, dunque stiamo attendendo il recupero da parte del direttore di gara, che però ancora non è stato dato. Palla in avanti con la faccia Saladino, la tocca Cicuta, poi sbagliano, si confondono i due, la scivolata tentata dal 5, poi il contrasto all'interno di porta con Scarpitta, che viene fermato. Sono 4 minuti di gioco, dunque terminerà al 74esimo questa partita infinita. Cascio che si autolancia, poi l'out di sinistra trova però una rimessa dal fondo per gli ospiti, dunque si ripartirà con il portiere. Poi rinvio rischioso con Puleo, che aveva ostruito effettivamente questo rinvio da parte di Mazzola. Versa con le mani Bocina, palla lunga, cercare la cavalcata di Scarpitti, che è più veloce, anche fresco, può puntare alla difesa avversaria. Scarpitti entra nella area di rigore, può calciare, adesso è molto defilato, prova a rientrare, fa buonissima chiusura invece Saladino, che poi vuole anche un dribbling e riesce anche, tanta eleganza per il 5, che rischia tanto ma riesce anche con personalità. Intanto si autolancia Felice, una delle ultime occasioni della partita. Vediamo se c'è spazio anche per un'azione sulla fascia sinistra. Va infatti proprio lì Felice, la scivolata da parte di Occhione, poi il rinvio in due tempi. Rimessa laterale intanto per l'Academy Palermo Calcio, che non ha fretta, ricordiamo, di battere. Risultato di 4-0 che fa felice mister Santa Lucia, che potrà festeggiare un'altra vittoria, un'altra domenica felice chiaramente
punto di vista lavorativo, per il tecnico che sta diventando veramente un fattore anche in zona offensiva, perché dopo i 6 gol rifilati allo Sporting Pallavicino sono arrivati ben 4 quest'oggi, che è la prossima partita molto importante contro il Ciaculli per continuare il filotto di vittorie. Tanto pallone allontanato da parte di Messina, rimessa con le mani, dunque mancano 2 minuti al termine della partita. Adesso ritmi molto più bassi, questi ultimi frangenti della sfida. Mazzola rischia un poco, poi aggancia il compagno e sbaglia il lancio invece. Arena con la punta, poi il contrasto in anticipo ottimo da parte di Schiloreto, che va giù ma non viene fischiato il calcio di punizione, viene fischiato invece adesso, è stato fischiato il vantaggio, è stato dato il vantaggio, anzi, che però non si è concretizzato. Dunque minuto 73, questa probabilmente potrebbe essere anche l'ultima azione della partita. Schiloreto sicuramente andrà verso la porta, anche perché il risultato comunque consente anche di trovare una conclusione, forse anche per un pizzico di rabbia per il capitano, che potrebbe mettere tutta la forza in corpo per cercare la porta. Vediamo. Ma Schiloreto cerca invece un cross per i compagni, Messina la blocca abilmente senza troppi problemi. Questo rinvio probabilmente potrebbe poi nascere l'ultima azione di questa partita, che mancano veramente 20 secondi al termine. Buca intervento Schimmici, poi la velocità è più impattante da parte di Caravello, che poi prova il tocco sotto, esce perfettamente D'Aquila, che fa una grande chiusura, poi rimane giù il giocatore, ma si continua, manca veramente pochissimo, mancano 4 secondi e con questa azione finisce anche la partita con 3 secondi di anticipo. Vince l'Academy Palermo Calcio con il risultato di 4-0 e sale in classifica, arrivando anche al 12° punto conquistato. Noi vi ringraziamo, qui da Marco Genduso di Sportisiri è tutto e alla prossima.